chilometri, volatone nel tempio degli sprint e dei record dell'ora di Milano, il velodromo Vigorelli. Ecco, l'arrivo entra per primo Francesco Moser, ma nella sua scia sono già in agguato i velocisti, Basso, De Vleming, Gualazzini. Guardate, Gualazzini, maglia Brooklyn, tira la volata a Roger De Vleming in maglia ciclamino, ma c'è Marino Basso nella sua scia che esce, dietro ancora Bitossi e Sercù, e di giustezza Marino Basso col colpo di reni riesce a battere Roger De Vleming, poi Bitossi, Sercù, Gualazzini, Moser e tutti gli altri. Questo è l'epilogo del Giro d'Italia al Vigorelli. Una bella... Il grande Eddie, quinto Giro d'Italia come Coppi e come Binda. In quell'occasione lui fece il pokerissimo, 5 Giri d'Italia, era un sabato, la domenica i corridori restavano lì e facevano questa splendida kermesse, 10 giri di 9 km e mezzo, partendo dal Vigorelli, e si andava in Corso Sempione, si passava di qui, si andava in Piazza Duomo, e Corso Venezia, si tornava al Vigorelli, ed era questa...